Con lo spettacolo itinerante per bambini Alea Magic Animazione inizia questa sera l'estate ioppolese sotto un cielo di ombrelli che avete decorato il corso con questi ombrelli. Sindaco, un'iniziativa sicuramente originale. Eh sì, quest'anno abbiamo voluto dare un'impronta nuova, visto il cambio anche dell'amministrazione abbiamo voluto dare un'impronta nuova a tutta quella che anche l'estate ioppolese. Sì, stasera con questa animazione per i ragazzi e dopo con la serata di danza da parte dei Rantisi di Raffatali partiremo con l'estate ioppolese. C'è un grande programma che arriva da stasera fino al 19 con tanti appuntamenti. Questo è il primo e partiamo come al solito a Ioppolo per essere il punto di richiamo di tutte le comunità vicine. Sì, appunto Ioppolo con le tante iniziative, diciamo, in provincia di Agrigento risulta essere un centro, diciamo, che attira turisti, attira tanti giovani, tanti ragazzi, per ricordare poi ad agosto la sagra del melone giallo. Eh sì, Ioppolo è stato da sempre, da qualche decennio diciamo, il punto di riferimento di tutta la provincia per quanto riguarda il periodo estivo. Anche quest'anno ci sarà l'edizione della sagra del melone giallo che con la degustazione dei prodotti di melone fatti con il melone avremo quest'anno anche una novità, avremo uno chef di fama internazionale che preparerà tutte le degustazioni. Sempre tanto interesse tra i più piccoli. No, non si mangia un gelato. Infatti. Dici qualcosa? Sì. Buonasera. Come ti chiami? Io Cari. Come ti chiami? Diglielo. Gigio Giorgio. Gigio Giaggio. Gigio, facci vedere qualcosa per i bambini, falli ridere. Cosa difficile. No, per ridere. Una bella iniziativa, un'idea originale questa di addobbare con gli ombrelli il corso principale di Ioppolo? Sì, volevamo portare un tocco di nuovo all'estate, un tocco di vivacità, di freschezza e questa secondo noi è stata l'idea proprio ideale. Così anche la gente, oltre a venire a ammirare tutti gli eventi, gli spettacoli che ci saranno di natura comunque estiva, potranno pure passeggiare sotto questo cielo di ombrelli colorati. E dà un'emozione di freschezza, di estivo. Bello, bello, veniteci a trovare perché è un'emozione spettacolare. Anche per il programma, oltre che per gli ombrelli, no? Bello, quello è una cornice che dà un tocco in più, un qualcosa in più a tutto ciò che avverrà nella nostra estate. Dovete venire il 4 e il 5 agosto per la sagra del melone, dovete venire il 12 agosto perché abbiamo il comico, Antonio Pandolfo, abbiamo il Ferragosto in piazza, abbiamo un'estate ricchissima di eventi. Veniteci a trovare perché veramente è passata una serata diversa, all'insegna del divertimento, dello stare insieme, stare in famiglia, stare in maniera spensierati, qui in piazza con i vostri bambini e la vostra famiglia. Noi vi aspettiamo. Siamo con il nuovo assessore capo di casa qui a Ioppolo, parte oggi con l'animazione l'estate ioppolese che dura fino a oltre il Ferragosto. Sì, dura fino al 19, abbiamo un bel po' di spettacoli musicali, qualche commedia teatrale, abbiamo l'incontro con gli emigrati domani, due serate a tema, una con Marco Savatteri che sarà un musical sulle camicette bianche, e un'altra serata gruppo popolare favarese, folk. Nel corso della seconda serata ci sarà un collegamento Skype con Mondre, alle nostre emigrate a Mondre, quindi ci sarà il saluto da parte della popolazione di Ioppolo alla popolazione nostra che si trova a Mondre, dove abbiamo una grossa comunità, almeno un 400-500 compaesani che si ritrovano spesso e quindi abbiamo il piacere di fare questo collegamento e salutarli. Nicoletta Musso era prima assessore, con le nuove elezioni ora è Presidente del Consiglio, è presente qui a questa inaugurazione, diciamo, dell'estate ioppolese. Stiamo vedendo appunto l'animazione, ma un programma ricco e variegato cui anche voi come Consiglio Comunale avete contribuito. Sì,
Quest'estate si intitola Sotto un cielo di ombrelli, così come possiamo osservare abbiamo voluto dare un tocco di colore al nostro paese e soprattutto alla nostra piazza. Quest'anno abbiamo avuto questa idea, è bella, un po' così particolare, devo dire che la gente è molto attratta, anche perché durante le nostre passeggiate, lunghe passeggiate estive, con gli occhi all'insù e il naso all'insù guardiamo questo cielo colorato quest'anno. Vi invitiamo a partecipare, l'estate si apre da questa sera fino al 19 agosto con vari spettacoli, vari appuntamenti. Questa sera abbiamo l'onore di ospitare la scuola di danza SDM di cui fanno parte un bel gruppo di bimbi di Joppolo.